Buongiorno a tutti, bentrovati in questa prima giornata degli Stati Generali della Pesca del Veneto. Un bentrovati a tutte le persone che sono qui presenti, ma anche alle persone che ci stanno seguendo in streaming nella pagina Facebook degli Stati Generali della Pesca, nel canale YouTube. Ringrazio soprattutto chi ha reso possibile questi 4 giorni degli Stati Generali della Pesca del Veneto che tornano dopo 7 anni. In particolare naturalmente la Regione del Veneto, Veneto Agricoltura, The European House Ambrosetti e la società Agriteco. Questi sono i partner principali e le persone che hanno reso possibile, le realtà che hanno reso possibile questi 4 giorni, in cui verrà fatto il punto della situazione, ma soprattutto si guarderà al presente e al futuro di questo settore così importante anche come numeri, come indotto, come economia. A questo punto io non mi dilungo nei particolari, perché oggi in particolare parleremo della pesca professionale e dell'acquacoltura nelle aree lagunari e deltizie del Veneto, un fiore all'occhiello per quanto riguarda appunto questo settore in particolare nella regione del Veneto, e quindi io passo subito la parola agli ospiti e relatori di questa prima parte della nostra mattinata. In particolare io passo la parola inizialmente a Nicola Dell'Acqua, direttore generale di Veneto Agricoltura, è un po' lo strumento della regione del Veneto e la realtà che ha reso possibile gli Stati Generali della Pesca e che tutti i giorni si interfaccia poi con le realtà del settore. Nicola Dell'Acqua? Nicola? Prego. Allora, mi dicono che il sindaco, che ringraziamo intanto perché siamo qui a Chioggia in questa bellissima location, stava parlando con Nicola Dell'Acqua. Lascio a te la parola, Nicola, direttore di Veneto Agricoltura, lo strumento diciamo principale in mano alla regione appunto per governare il settore, per aiutare soprattutto le categorie e i pescatori e le cooperative, tutte le realtà che oggi andremo a sentire. Sì, scusate. Mi sentite? Scusate, ma ci stavamo... Adesso mi sentite? Va bene. Buongiorno a tutti. Innanzitutto partirei con dei ringraziamenti, perché non è stato semplice organizzare questi Stati Generali, e quindi un ringraziamento agli uomini e alle donne che hanno organizzato per Veneto Agricoltura insieme alla Regione Veneto questi importanti Stati Generali. E dopodiché parlerei un attimino e velocemente di quello che è il ruolo di Veneto Agricoltura all'interno della Regione Veneto come ente strumentale, e in questo caso specifico per le giornate di oggi sull'acquacoltura e sulla pesca. Forse è il tempo di cambiare marcia per gli enti strumentali. Gli enti strumentali forse in tempi di pace possono limitarsi a fare gli studi economici importantissimi, fondamentali, possono limitarsi a fare sperimentazioni insieme all'università, ma in questo momento è un momento di crisi per il settore, per questo settore come per gli altri, per l'agricoltura. Gli enti strumentali devono essere più operativi. Spero in questi primo anno di mandato di aver fatto capire come Veneto Agricoltura, anche su indicazione della Regione Veneto, sia stata in campo. Insieme a Veneto Agricoltura si stanno facendo importanti attività sia a mare che in acque interne sull'acquacoltura e sulla pesca. Non voglio citare tutti i progetti, ma insomma vedo qui gran parte dei partecipanti a questi progetti, che sono più progetti specifici, sono progetti, come ci ha chiesto l'assessorato, progetti che diano uno sviluppo al settore, che possano essere d'aiuto ad ogni singolo imprenditore che opera in questi settori. Quindi un cambio di marcia fondamentale, una praticità fondamentale, che in qualche modo possa nel nostro piccolo aiutare questo settore che, come abbiamo detto, ha dei momenti ha delle onde, dei momenti positivi, dei momenti negativi come tutto, però insomma in questo periodo direi che vedo più difficoltà in un futuro che altro. Basta, io non devo dire altro, penso passo la parola agli altri e resto a disposizione. Grazie. Grazie a Nicola Dell'Acqua e soprattutto un buon lavoro.
visto che appunto la situazione è a onde, giusto per rimanere appunto in tema. E passo la parola a Mauro Armelao, sindaco di Chioggia. Qui a Chioggia era stato fatto il kick-off degli Stati Generali della Pesca e oggi siamo qui, prima giornata, proprio a Chioggia, quindi a lei la parola. Sì, grazie a tutti, buongiorno. Io purtroppo, nella prima giornata del lancio degli Stati Generali della Pesca, il 13 dicembre, sono risultato positivo, no? Quindi alla mattina non stavo molto bene, allora ho detto faccio il tampone prima di andare, positivo, allora sono rimasto a casa, ecco. Quindi mi dispiace, però ovviamente saluto tutti, ringrazio veramente l'assessore regionale Corazzari, tutto lo staff che abbiamo trovato veramente molto disponibile anche nei nostri confronti, anche ad affrontare le problematiche che sto incontrando, ecco, nei primi mesi di mandato. L'assessore Corazzari è voluto proprio partire da Chioggia, quindi è un chiaro segnale che vuole dare la Regione, alla nostra marineria, ai nostri pescatori, ai nostri imprenditori che vivono grazie ovviamente alla pesca. E lo ricordo sempre che qui oggi parleranno degli esperti del settore, dei rappresentanti anche dei nostri marinai, ma ricordo sempre che il settore, quello della pesca, è un settore importantissimo per la nostra città. Infatti spero che, come ha detto bene il direttore di Veneto Agricoltura, ci sia un cambio di passo, che non è possibile parlare, ma quando i nostri pescatori attendono delle risposte che devono arrivare anche dal governo centrale. La Regione, sappiamo, sta già facendo la propria parte, il Comune, per quanto sia possibile, sia nelle nostre potenzialità, sicuramente non ci tireremo indietro a difendere il mondo della pesca, però è un settore che non deve essere isolato, pensare a me il problema dei pescatori, no? Perché un problema dei pescatori, per noi, io da sindaco lo dico chiaramente, è un problema della città intera. Perché lo dicevo prima nelle interviste, nel nostro pensiero comune si dice andiamo a Chioggia, o meglio andiamo a Ciosa perché si mangia pesce buono, ecco. Quindi vuol dire che pesca per noi vuol dire anche turismo, vuol dire che grazie alla pesca, grazie al lavoro dei nostri custodi dell'Adriatico vivono tante categorie di ristoratori, hotel, stabilimenti balneari, chioschi, bacari di Rivavena, quindi ripeto, grazie al loro lavoro vive, non dico una città intera, ma è un motore trainante per la nostra città. Quindi la pesca, i pescatori, gli armatori vanno difesi senza se e senza ma, sono già costretti a subire le norme europee, che grazie ovviamente ai nostri europarlamentari stiamo cercando anche di affrontare quella cosa, norme europee, adesso ci si mette anche il caro gasolio, mi sembra che siano arrivati anche degli aiuti, però ripeto, sembra quasi che sia un destino che questo settore così importante sia veramente bersagliato da più parti, venga bersagliato da più parti. I pescatori non devono essere dimenticati. Io chiedo questo da sindaco perché, ripeto, un problema della pesca si traduce anche potenzialmente anche problemi di ordine pubblico, perché la gente o lavora in tranquillità o se vuole vivere, mi dispiace essere così brutali, va a rubare. Quindi noi dobbiamo dare tutele chiare a questo mondo, ecco, perché possa lavorare in santa pace e avere anche delle garanzie. Concludo. Con l'amministrazione comunale, insieme anche all'apporto della Regione del Veneto, si sta lavorando anche per pensare veramente, non solo nelle parole ma anche nei fatti, a creare veramente quello che è ormai un sogno che Chioggia attende da tanti anni, che è quello di creare un polo ittico fuori dal centro storico. Stiamo parlando, stiamo disquisendo su quello che sarà il nuovo lungomare adriatico di Chioggia, però permettetemi, pensare a un lungomare che sia ancora percorso da tir che arrivano dall'estero e partono per l'estero, questo chiaramente non fa bene alla nostra città, non fa bene al nostro turismo, perché ripeto, vedere tir che transitano in lungomare adriatico con i bambini che attraversano la strada sui passaggi pedonali per andare in spiaggia non è bello. Quindi è una nostra precisa volontà. È vero che mettere le basi adesso probabilmente si vedranno i risultati fra 10 anni, però se mai si inizia in maniera seria e concreta mai si potrà parlare veramente di polo ittico e di trasferimento del mercato ittico fuori dal centro abitato.
Niente, io vi ringrazio, auguro a tutti un buon lavoro e buona giornata. Grazie per essere a Chioggia, benvenuti. Grazie ancora all'assessore regionale che ha pensato alla nostra città come partenza di questo importante 4 giornate, questo tour di Stati Generali della Pesca. Grazie. Ok, mi hanno fatto un cambio programma, intanto ringrazio il sindaco che ha anticipato tra l'altro alcune delle tematiche, tanto i pescatori li sentiremo proprio oggi, quindi sentiremo quali sono le problematiche del settore. Il cambio programma è Luigi Toson, presidente di Banca Patavina, Toson, se può portare un saluto, che è la banca che è sempre al fianco non solo del mondo della pesca, di pescatori, che la banca è proprio all'interno del mercato ittico, ma Banca Patavina è proprio un riferimento importante anche per l'amministrazione comunale, che è sempre al fianco di chi lavora, non dell'amministrazione ma veramente delle parti economiche della nostra città. Grazie. Da dove, se no, casomai da lì? Buongiorno a tutti, anche da parte mia, grazie signor Sindaco per l'opportunità. Beh, direi che da quando Banca Patavina, allora si chiamava Cassa Rurale Artigiana di Piove di Sacco, è approdata a Chioggia circa 30 anni fa, il mondo della pesca è stato un riferimento costante. Posso anche dire che, visto che ho sentito parlare di acquacultura, e con lungimiranza siamo stati determinati nel portare l'Università di Padova qui a Chioggia con la facoltà di biologia marina, per cui anche lei può fare la propria parte. Ovviamente abbiamo uno sportello dedicato per la cassa mercato del mercato ittico, per cui siamo a fianco di questi imprenditori. Oggi è un percorso che abbiamo fatto assieme, però oggi si fa il punto per continuare questo percorso. Io penso che anche la componente finanziaria sia importante e determinante nel sostegno di questo progetto, nel risolvere tutte le problematiche che oggi ci sono. Sappiamo che il mondo della pesca è un tutt'uno anche con l'ambiente. Se guardiamo oggi si fa altro che parlare di sostenibilità ambientale e tutto il resto, sappiamo i problemi quanti siano e quali siano. Allora noi ci siamo, è un percorso che abbiamo fatto assieme con questa città e con questa realtà imprenditoriale del mondo della pesca. Vogliamo continuare ad esserci a fianco e dando tutto il sostegno, perché noi sappiamo e crediamo che solo facendo sistema, con i vari attori messi insieme, ognuno per la propria componente, la propria parte, si può fare qualcosa e si può andare avanti. Per cui io auguro a tutti gli operatori e quant'altro che queste giornate siano foriere di iniziative, di risoluzione di problemi per andare avanti. Il mondo cambia talmente velocemente, per cui dobbiamo adeguarci per essere al passo con i tempi. Quindi grazie dell'opportunità, signor Sindaco, buon lavoro un po' per tutti, direi anche per noi. Quindi grazie, buona giornata. Grazie a Banca Patavina, che se non sbaglio ha anche lo sportello proprio al mercato, esatto, quindi diciamo faccio un passaggio calcistico ad Aldino Padoanna, direttore del mercato ittico di Chioggia, che c'erano al mercato ittico anche il kick-off e oggi appunto è uno delle pedine fondamentali di questo sistema di cui abbiamo appena parlato. Buongiorno a tutti, buongiorno alle autorità qui presenti, ai rappresentanti della Regione e a tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo intervento, che vede coinvolti le istituzioni da una parte e il mondo della pesca dall'altra. Io sono stato recentemente nominato direttore del mercato ittico di Chioggia, anche se sono l'amministratore unico della società di servizi del comune. È stato un ruolo che mi è stato assegnato dal sindaco Mauro Amelao, al quale va il mio ringraziamento per la fiducia che ha nei confronti della mia persona. Fin da subito ho messo a disposizione la mia esperienza ultradecennale all'interno della pubblica amministrazione in un campo anche tra l'altro molto delicato, che è il campo dell'urbanistica. Colgo questa occasione per dire al sindaco che avrà una doppia ombra che lo seguirà in futuro, perché avrà la sua ombra personale e la mia per la realizzazione del nuovo mercato ittico di Chioggia, perché è un polo molto importante, potrà utilizzare a suo piacimento tutte le mie conoscenze a livello tecnico per arrivare a
portare a termine questo progetto molto importante per la nostra città. Io penso che la condivisione tra istituzioni e il mondo della pesca di obiettivi strategici comuni sia fondamentale anche per individuare le criticità all'interno del mondo della pesca. E oggigiorno individuare queste criticità ci permette ad avviare processi di modernizzazione perché i nostri mercati, i mercati ittici, quelli pubblici, siano competitivi con gli altri. Quindi per cui ritengo che dobbiamo avere un occhio di riguardo del prodotto ittico. Il prodotto ittico deve essere al centro di ogni nostra iniziativa, di conseguenza l'organizzazione delle attività di pesca, di trasformazione e naturalmente di vendita del prodotto devono garantire questa centralità, da noi tutta condivisa e supportata. I problemi che ci sono all'interno del mercato ittico sono tantissimi, di volta in volta io cercherò di affrontarli e di dare delle risposte positive. In questo contesto vi auguro solo una cosa, una proficua partecipazione dei lavori per gli Stati Generali della Pesca. Grazie. Grazie mille e buon lavoro anche a lei, ovviamente, perché mi sembra che ce ne sia molto da fare. A questo punto io passo la parola all'assessore alla pesca della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari, che so che si sposta di là per il quadro generale della situazione. Il Veneto ha fortemente voluto gli Stati Generali della Pesca, grandi sono i numeri e quindi a lei lascio la parola. Abbasso un attimo, ecco. Bene, grazie. Buongiorno, sicuramente anche con un po' di emozione che do avvio a questi Stati Generali della Pesca della Regione del Veneto, e quindi un motivo anche di orgoglio avere promosso questa iniziativa, in quanto sin dal 2014 si attendeva un evento che potesse mettere a confronto tutte le tematiche legate al mondo della pesca, gli operatori, e in particolar modo in un'ottica di programmazione di quelle che saranno le attività e le azioni future della Regione del Veneto nella tematica della pesca. Quindi devo fare innanzitutto dei ringraziamenti, che sono i ringraziamenti al Sindaco di Chioggia che ci ospita, naturalmente, Mauro Armelao, che ha sempre collaborato con noi in questi mesi. È stato ricordato il kick-off che si è già tenuto a Chioggia, che ha un po' anticipato gli Stati Generali della Pesca di oggi, e che sono stati per noi anche un avvio di un percorso nell'approfondimento delle tematiche. Un ringraziamento va anche al nuovo direttore del mercato ittico di Chioggia, che è appena intervenuto, il dottor Padoan, che quindi ci dà la sua collaborazione e la sua disponibilità in continuità con la gestione precedente. Per noi questo è un riferimento importante, perché sappiamo bene l'importanza del mercato ittico di Chioggia, non solo a livello della città di Chioggia, ma in un'ottica più ampia regionale. Ringrazio il dottor Dall'Acqua che è intervenuto, e tutta la struttura di Veneto Agricoltura, che così come fece nel 2014 si è occupata del coordinamento tecnico-scientifico di questo evento, nonché della sua organizzazione. Vi assicuro che è stato un lavoro approfondito, che sicuramente conoscerà anche dei momenti di intoppo durante queste 4 giornate, noi ce lo aspettiamo, però nulla è stato lasciato senza un approfondimento, soprattutto la parte tecnico-scientifica, che per noi ha una rilevanza in quanto sarà quella che produrrà gli atti di questi Stati Generali della Pesca, che dovranno poi essere la base su cui anche formulare le nostre proposte come Regione, e su questo è stato fatto un grande lavoro. Infatti in queste 4 giornate che oggi inauguriamo ci siamo avvalsi del supporto tecnico di The European House Ambrosetti per l'elaborazione di uno studio di scenario strategico sul valore della filiera della pesca e dell'itticoltura del Veneto, questo con particolare riguardo a quelli che sono gli aspetti della competitività del nostro comparto della pesca, in un'ottica naturalmente di sviluppo sostenibile,
nel medio e nel lungo termine. E vi è stata anche la collaborazione per le proposte gestionali, per l'elaborazione delle proposte gestionali della società Agriteco, che altresì ringrazio insieme ad European House Ambrosetti, che per noi ha fornito un prezioso supporto tecnico. Quindi questi stati generali si svolgeranno, prendono avvio oggi a Chioggia, ma si svolgeranno lungo l'arco di tutta la nostra costa veneta. Domani sarà interessata Porto Tolle, in particolare Pila, postdomani Caule, e chiuderemo venerdì a Venezia. La volontà di coinvolgere tutta la costa veneta è stata anche da parte nostra un segnale di quella profonda interazione, di quel legame profondo che c'è tra il mondo della pesca e la comunità veneta, ed in particolar modo le comunità costiere venete e lagunari. Questo per ricordare sempre che parlare di pesca non significa parlare di un comparto, di un settore qualsiasi. Lo diceva prima anche il sindaco facendo riferimento alla realtà della città di Chioggia. I temi che occupano la pesca sono temi che non riguardano solo i pescatori, ma che riguardano la nostra comunità veneta, che hanno una ricaduta più ampia e che quindi devono essere oggetto di attenzione a un livello più ampio. Vi è un radicamento profondo del mondo della pesca, delle professionalità della pesca e della storia e della tradizione della pesca con la nostra comunità, che per noi ha un valore identitario, culturale, che vogliamo affermare e rivendicare. Questo per anche dare un segno di vicinanza e sottolineare il grande valore che queste professionalità, queste tradizioni trasmettono alla nostra intera comunità. L'obiettivo è naturalmente la finalità che ci proponiamo con questi stati generali della pesca è quello di portare un confronto tra di noi, operare un vero coinvolgimento di tutto il comparto della pesca e dell'acquacoltura, e attraverso questo confronto e far emergere quelle che sono le necessità, le emergenzialità, perché le problematiche, come tutti sappiamo, ci sono gravi, sono situazioni anche impreviste che mai si erano presentate in precedenza, ne parleremo ampiamente, ma soprattutto quello che ci interessa è individuare le grandi potenzialità di questo settore e le prospettive di crescita che siano utili a definire le nostre strategie di politiche regionali per lo sviluppo del settore. Questo deve essere fatto in un'ottica chiaramente di sostenibilità, ma la sostenibilità, così come la interpretiamo noi, è una sostenibilità prima di tutto sociale, legata a questo mondo della pesca, occupazionale ed economica, oltre che ambientale, secondo quello che prevedono anche i protocolli dell'Agenda 2030. Queste realtà non si devono mai scindere, non si riuscirà a ottenere un risultato di sostenibilità ambientale se non vi sarà il vero e pieno sostegno di quello che è il futuro del mondo del pesca, ovvero la sostenibilità economica, sociale, perché senza i pescatori non possono essere neanche portate avanti quelle politiche che sono richieste per il miglioramento della sostenibilità ambientale del settore. Tra l'altro poi dai risultati che emergeranno dal Libro Bianco della Pesca avremo degli elementi di novità molto interessanti che ci diranno quanto la pesca rappresenti un fattore positivo anche da un punto di vista ambientale, e quindi quanto prezioso sia il ruolo dei nostri pescatori per portare avanti progetti di miglioramento ambientale, di pulizia del nostro mare, di gestione della risorsa ittica, di miglioramento di tutti quei parametri che ci vengono richiesti. E su questo ci sono stati dei dati veramente sorprendenti che riguardano la pesca da un lato e l'acquacoltura dall'altro. Quindi parlare di pesca professionale e acquacoltura nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici assume in Veneto delle peculiarità e delle potenzialità specifiche che devono essere sostenute e valorizzate utilizzando tutti gli strumenti e le risorse che noi avremo a disposizione. Un settore che, come dicevamo, ha anche una grande rilevanza da un punto di vista economico, occupazionale, sociale. Parliamo di 3.100 imprese di pesca professionale ed acquacoltura, oltre 4.500 addetti, centinaia di imbarcazioni, circa 760 imbarcazioni immatricolate presso le capitanerie di porto di Chioggia e di Venezia.
abbiamo 101 imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura e quindi un complessivo di imbarcazioni operanti nelle acque lagunari che si sommano a quelle delle acque marittime. Acque lagunari ed artizie sono circa 850 imbarcazioni, quindi un comparto che ha un vero e proprio rilievo. E devo dire che questo rilievo è poi legato anche a tutta una filiera che, come si diceva prima, ha una valenza prioritaria anche su altri comparti, primo fra tutti il comparto turistico, che, non dimentichiamolo, è il settore di riferimento a livello del nostro sistema economico veneto. La giornata odierna è quindi dedicata a quelle che sono le attività di pesca e acquacoltura, pesca professionale e acquacoltura, e avremo la possibilità di valorizzare gli elementi anche tecnici che saranno a supporto degli interventi che faremo. Abbiamo circa 3.100 imprese che operano all'interno delle aree lagunari in un comparto produttivo, e parlo in questo caso dell'acquacoltura, che a livello nazionale ci vede al primo posto. La Regione del Veneto può vantare quindi dei numeri importanti. È da un punto di vista del fatturato al terzo posto a livello nazionale, dietro la Sicilia e dietro alla Puglia, ma per quanto riguarda la pesca nelle lagune e l'acquacoltura ha una posizione di leadership. Il tema della pesca poi verrà anche approfondito sulla tematica della gestione di quelle che sono le nostre acque lagunari, parlando di acquacoltura in particolare, con riferimento a un documento di programmazione molto importante che la Regione Veneto ha elaborato e che sta portando alla propria piena attuazione, che è la Carta Ittica Regionale. Si tratta dello strumento di gestione e programmazione dell'attività di pesca e allevamento delle aree interne di competenza della Regione, che abbiamo elaborato dopo un approfondito confronto con tutte le organizzazioni del settore. Siamo arrivati anche in questo caso ad un momento di definizione di questo percorso. Come tutti gli operatori del settore sanno, è decorso il termine per la presentazione delle osservazioni alla Carta Ittica Regionale e naturalmente vi sono state le valutazioni legate a queste osservazioni, e a seguito di questo andremo, io auspico entro i prossimi mesi, a un provvedimento di approvazione definitiva della Carta Ittica Regionale da parte della Giunta regionale. Questo deve essere visto come un momento di programmazione a livello regionale, ma anche come un punto d'avvio, perché, come sempre sottolineo, la Carta Ittica Regionale deve essere uno strumento flessibile che possa anche adattarsi alle mutevoli esigenze, alle mutevoli emergenze che riguardano il settore. Però è una base di partenza che per la prima volta ci slega dalla programmazione effettuata a livello provinciale e ci dà un'ottica di programmazione regionale più ampia. Chiaramente questo è uno degli altri obiettivi importanti che ci siamo posti, ovvero quello di avere una base di normative che siano adeguate e all'altezza di quelle che sono le esigenze del mondo della pesca. Chiaramente, sottolineo ancora, viviamo un momento di difficoltà per quanto riguarda il comparto nel suo complesso. I numeri ce lo dicono, seppur in Veneto vi sia stata una maggiore resilienza rispetto alla situazione di crisi che ha interessato il settore negli ultimi anni. Sottolineo come la situazione pandemica ha sconvolto negli ultimi 2 anni tutta la filiera del settore. Pensiamo a ciò che ha rappresentato per la ristorazione, ha portato quindi ad un calo di quelli che sono i numeri legati al mondo della pesca in termini di fatturato e di produzione. A questo si somma oggi un momento di particolare difficoltà legato da una parte al contesto internazionale drammatico, che però per noi rappresenta un ulteriore aggravio nelle attività di pesca. Pensate all'aumento del costo delle materie prime ed in particolare al caro gasolio. Su questo dobbiamo essere tutti fortemente determinati a portare avanti delle misure di sostegno del mondo della pesca, di sostegno che sia un sostegno reale ed efficace.
Apprendo con piacere che nell'ultimo decreto legge aiuti sono stati impegnati con un emendamento ulteriori 23 milioni di euro a sostegno del mondo della pesca, proprio per fronteggiare questo aspetto legato al caro gasolio. Ma dobbiamo anche dare una risposta che sia strutturale, di sistema, al di là dell'emergenziale. Noi abbiamo come Regione del Veneto e anche come distretto dell'Alto Adriatico, che per noi rappresenta un momento di gestione dell'area vasta dell'Alto Adriatico molto importante, abbiamo sostenuto le richieste delle associazioni professionali del mondo della pesca, che andavano nella direzione di un'attenzione che veda nella possibilità di introdurre il concetto del fermo pesca in caso di emergenze anche legate alle conseguenze degli eventi bellici, un aspetto che possa essere una soluzione per quei momenti emergenziali che vedono l'impossibilità di esercitare l'attività di pesca e che quindi va coperta e sostenuta in modo adeguato. Ecco, detto questo, sottolineando questa grande volontà di collaborazione e di sostegno del mondo della pesca e di capacità anche di individuare le strategie del futuro, non posso fare altro che augurarvi un buon svolgimento dei lavori e dare la parola ai nostri tecnici. Grazie.